Al via oggi l'attività scolastica in presenza dopo la chiusura dovuta al lockdown. Gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori hanno così potuto rivedere i propri compagni e i docenti e poter continuare a svolgere le lezioni. Stamani siamo stati presso alcuni dei 9 plessi di cui si compone l'Istituto Rita Levi Montalcini, quello della scuola media Margherita Hack e quello della scuola elementare Nuova Manhattan, siti al villaggio Peruzzo. Riprendiamo dopo l'ordinanza contingibile del Presidente della Regione e dopo che il Sindaco di Agrigento per ovvi motivi aveva chiuso tutte le scuole di Agrigento, riprendiamo in presenza, riprendiamo alla grande. Tutti i bambini e ragazzi sono presenti, sono rientrati a scuola, premesso che durante la scorsa settimana abbiamo fatto lo screening di massa che ha dato risultati negativi, per cui siamo estremamente contenti e felici. Riprendiamo in presenza, atteso che la didattica vera secondo me è quella proprio in presenza, anche se durante tutto questo periodo di chiusura della scuola noi abbiamo applicato il regolamento della didattica digitale integrata che ha dato ottimi risultati, però la didattica in presenza è tutt'altra cosa e quindi siamo ben felici di rivedere i nostri alunni e tutto il personale e ripeto, siamo ripresi nel miglior modo, abbiamo ripreso le attività nel miglior modo possibile, speriamo di continuare con tutti gli accorgimenti possibili e speriamo di continuare sempre in presenza. Ecco, lei stamattina è impegnato nel giro dei 9 plessi che la Rita Levi Montalcini ha sparso nel territorio, anche siamo qui al villaggio Peruzzo, per cui diciamo un incontro con i docenti ma anche un saluto ai ragazzi. Sì, ho voluto girare come assolutamente sono solito fare, andare a dare il saluto ai miei alunni che, ripeto, dopo questo periodo di DAD riprendono lezione. Ho visto in tutti i plessi un'armonia, una gioia di riprendere, atteso che noi abbiamo sanificato tutti i plessi la scorsa settimana, in più sono arrivati nuovi arredi, banchi nuove, sedie nuove, quindi dico riprendiamo nel miglior modo possibile e con la speranza che possiamo continuare fino a giugno sempre con la didattica in presenza. I ragazzi hanno partecipato splendidamente alla DAD. Quest'anno siamo stati molto più organizzati e tra l'altro sentendo qualche genitore molto soddisfatto, devo dire che non solo i ragazzi hanno collaborato ma l'organizzazione è stata ad hoc, perché siamo riusciti a portare avanti non solo i programmi ma il lavoro con un'organizzazione oraria perfetta, devo dire, ben calibrata tra ore in sincrono e orario in asincrono. Quindi i ragazzi hanno partecipato, sono tornati pronti e speriamo nella prudenza e nel buonsenso di tutti che possiamo andare avanti fino alla fine dell'anno come abbiamo sempre fatto. Noi siamo a disposizione dei ragazzi, il preside lo sa, e quindi siamo con loro, per loro e lavoriamo continuamente per questo buon fine. Tra l'altro loro sono ragazzi di terza e quindi in virtù di questi prossimi esami speriamo di portarli avanti come si conviene, insomma, e come si spera, senza più un ritorno, anche se, ripeto, la didattica a distanza noi l'abbiamo condotta in modo ottimale. Meglio della DAD, meglio della DAD. Qui si ci può incontrare con i tuoi compagni, no? È un modo per uscire di casa almeno. Sì, mi piace, diciamo che la DAD è un modo per essere un po' più protetti, però comunque rientrare a scuola è bello, rivedere persone, compagni, anche professori. Sì, è stato un bel rientro, anche rivedere i compagni, i professori, finalmente si possono fare le lezioni, è bello stare in presenza. Una battuta sulla ripresa oggi dopo diversi mesi della scuola, quanto è importante anche per i ragazzi il contatto fisico. Importante sì, perché la scuola si sa, dà la possibilità di aggregarsi, di stare bene, di condividere, quindi direi che sono dei passi fondamentali. Il rientro a scuola per i nostri alunni è stato di particolare rilevanza perché stanchi di questa DAD che li ha fatti lavorare però con tutte le difficoltà del momento, rientrare a scuola e incontrarsi con i compagni, quindi socializzare, avere il contatto con gli insegnanti è stato particolarmente importante e speriamo che non ci siano ancora altri momenti di stacco e di chiusura e che la scuola possa continuare per la crescita degli alunni e la loro formazione.